E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera siamo qui a rendicontarvi l'ultimo capitolo, ad ora almeno, delle mirabolanti gesta dell'onorevole DAVS Marco Grimaldi. Ricordate il deputato del partito di Totò e Peppin, Fratoianni e Bonelli, che lo scorso 31 gennaio ha partecipato alla, virgolette, manifestazione, poi nei fatti di cronaca rivelatasi un caos urbano pro Scatasuna a Torino, e che dopo aver rilasciato una condanna formale, mi permetto di dire più che scontata, dell'indecorosa scena del poliziotto aggredito da 10 galantuomini antagonisti, aveva detto: beh, certo, non avremmo visto queste immagini se non avessero sgomberato a Scatasuna, cioè se il governo non avesse avuto la bizzarra idea per cui improvvisamente in questo paese la legge è uguale per tutti, anche per i galantuomini di Askatasuna che occupavano illegalmente da decenni uno stabile nell'illegalità assoluta. Dopo questa perla uno dice vabbè, insomma, si sarà preso un periodo di sobrietà esternante, insomma, coltiverà un minimo di continenza perlomeno per pochi giorni, e invece no, perché oggi ai microfoni di Radio 24 Marco Grimaldi ha alzato ancora l'asticella del politicamente grottesco e dell'istituzionalmente inaccettabile. Vado a leggere. Parla sempre ovviamente della protesta di sabato, che è per lui, come dire, il focus della sua azione politica. Mi sembra abbastanza chiaro che c'erano più di 1000 agenti. Lei sa quanti ce n'erano davanti alla Scatasuna? Solo 50 su 1000. Sì, grazie, uno potrebbe dirgli la manifestazione, la minaccia era diffusa in tutta la città, ma comunque andiamo avanti. Sa cosa è successo in quelle ore? Col tono di uno che vi svela il complotto reazionario e la nuova strategia della tensione. La prefettura, su ordine di Piantedosi, lo sa lui, evidentemente c'è stato quest'ordine, ha aperto una zona rossa che doveva essere inviolabile e non permeabile. Si immagini se quelle 50.000 persone pacifiche avessero forzato l'ingresso in quella zona rossa magicamente aperta. Sarebbe stata una mattanza, in una polemica del quinto tipo su un'ipotetica mattanza che non c'è stata. Ancora, per questo dico, Piantedosi non solo deve smettere di strumentalizzare noi e le forze pacifiche che animano quelle piazze, ma anche di creare trappole. Sta parlando del ministro dell'interno e sta sostenendo che il ministro dell'interno la deve smettere di creare trappole. Quella trappola, insiste, quindi è proprio convinto, non è un estemporaneo scivolone lessicale, ha rischiato di sorprendere agenti impreparati. Se fosse entrato l'intero corteo sarebbe successo molto di più di quanto abbiamo visto. Sull'ordine pubblico non si gioca. E ha ribadito la parola trappola una terza volta. Allora, onorevole Grimaldi, capiamo che lei vive in una sorta di 68 permanente in cui l'importante è stare sempre e comunque col movimento antagonista e spararla più grossa anche dei suoi colleghi di AVS per avere le dichiarazioni in alto nel rullo delle agenzie. Ma lei è anche incidentalmente, per carità, un parlamentare della Repubblica Italiana. O lei ha delle prove per cui il ministro dell'interno è dedito a organizzare trappole per fare una mattanza di civili, in quel caso pacifici, perché Grimaldi allude espressamente alla parte pacifica del corteo, e quindi strumentalizzando sulla pelle di questi cittadini e sulla pelle degli agenti delle forze dell'ordine coinvolti in un complotto per organizzare una trappola dal Viminale, o lei ha delle prove di questo, ci rende edotti e noi saremo i primi a chiedere le dimissioni di Piantedosi se a tavolino il ministro dell'interno di questo paese organizza trappole invece che gestire l'ordine pubblico. Oppure, se lei non ha queste prove, deve fare un favore non a noi, non a Radio Libertà, neanche ai suoi datori, Fratoianni e Bonelli, ma a se stesso, per un minimo
di decenza istituzionale, per un alfabeto minimo condiviso che deve valere anche in quest'era pazzotica, folle, dell'uno vale uno e della sinistra ridotta a propagine dell'antagonismo, ebbene per un minimo di decenza logica, politica, istituzionale, sì anche morale, se lei non ha questa prova si deve dimettere lei. Grazie a tutti, a domattina.